L'Uni3 di Lavagna si avvia al sesto anno di attività, con l'apertura delle iscrizioni per il nuovo anno accademico. Sarà possibile farlo fino al 31 ottobre rivolgendosi alla segreteria del secondo piano della Biblioteca di Lavagna, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 9:30 alle 11. Sicuramente la finalità primaria è quella di formazione continua per tutto l'arco della vita, quindi l'aspetto dell'istruzione, ma c'è un grande aspetto di formazione culturale a tutto tondo, in quanto c'è l'idea di avvicinare le persone, quindi di impegno sociale continuo, perché ovviamente la cultura non sia un elemento fine a se stesso. L'iscrizione consente di partecipare ai corsi e a tutte le altre iniziative che l'Uni3 propone, tra cui diverse uscite culturali. A febbraio andremo a vedere la mostra del Ducale a Palazzo Ducale a Genova e quest'anno sarà da Monet a Bacon. Ad aprile invece faremo un percorso nel centro storico medievale, partendo dalla Commenda per finire con San Giorgio, Palazzo San Giorgio, con la visita interna. L'ultima visita che faremo quest'anno non sarà sul territorio genovese, ma sarà sul nostro territorio. Noi abbiamo la chiesa di Nostra Signora delle Grazie, il santuario, che ha un ciclo di affreschi di Teramo Piaggio del Cinquecento che sono notevolissimi, e nella controfacciata c'è un giudizio finale di Luca Cambiaso, sempre del Cinquecento. I corsi inizieranno venerdì 2 novembre e il 3 novembre si terrà la serata inaugurale dell'attività, il cui fine ultimo rimane sempre l'aggregazione. Il progetto aggregativo è alla base, oltre che formativo, è alla base di questa realtà, tanto è vero che moltissime attività, come ha illustrato la nostra vicepresidente, sono aperte non solo in forma di prelazione agli iscritti, ma poi noi le apriamo generalmente anche alla cittadinanza.